Lavoratori in piazza anche in piena estate per rivendicare lavoro, massiccia adesione alla marcia sindacale. Golfo Aranci in crisi per il porto in disuso, a Porto Torres il degrado della stazione marittima. 17 mesi fa moriva in Afghanistan il soldato Luca Sanna, oggi Samughe ha voluto ricordarlo. Giganti di Montiprama, centinaia di firme per chiedere che non vengano separati. Scavi nel Sulcis alla ricerca degli incroci tra le culture fenicio-punica e nuragica. Le statue di Montiprama stanno per essere separate, ma si mobilitano centinaia di archeologi, intellettuali e scienziati. La chiamata alla mobilitazione ha raggiunto in pochi giorni più di 500 firme, studiosi, in prevalenza archeologi, alcuni di statura mondiale come l'etruscologo Mario Torelli dell'Università di Perugia e l'orientalista Mario Liverani della Sapienza di Roma, si oppongono allo smembramento del complesso di statue di Montiprama, temporaneamente esposte dopo il restauro nel centro di Lipunti a Sassari. 3 statue dovrebbero andare al Museo Nazionale di Cagliari, 6 a Cabras, il comune dove furono ritrovate. Nulla si sa di dove debbano andare a finire le altre 16, un disastro per gli archeologi. Possono essere letti solo assieme e un gruppo artistico e antico del genere non può essere diviso, e questa è una norma di tutta la scuola dell'arte e dell'archeologia. Contro la separazione delle statue di Montiprama non ci sono solo ragioni scientifiche. C'è il diritto di una comunità e di un territorio, che è quello di Cabras, di riavere la propria memoria storica, per riappropriarsene e poterla utilizzare anche non solo per fini prettamente scientifici, ma anche per uno sviluppo che può essere lo stesso sviluppo economico di un territorio. All'appello contro la separazione delle statue di Montiprama si può aderire firmando all'interno del sito internet petizioneonline.it. Alle 23, grazie per averci seguito, buona serata.